è una regola. Puliamo possibilmente il nostro filtro e andiamo a tirare giù 2 dosi di caffè macinato fresco. Puliamo il filtro delle nostre alette e andiamo a inserire. Tanto il nostro latte è qui che si sta riposando. Sappiamo bene che un'estrazione, da quanto va? I baristi qua, un'estrazione di un buon espresso da quanto va? Dai 20 ai 30 secondi, dipende da che cosa stiamo utilizzando. Benissimo. Andiamo a rompere un filino la crema del nostro caffè e andiamo a roteare la lattiera in senso orario o antiorario per andare ad emulsionare il latte in modo tale che diventi con questa cremosità. Andiamo in tazza e proviamo a disegnare una fogliolina e un tulipanino al suo fianco. Ok? Brava Chiara, brava, applauso meritato. Proviamo a utilizzare la lattiera grande, vediamo cosa salta fuori per il secondo cappuccino. Chiara, mentre volevo chiederti, sono delle tazze particolari queste? Adesso vi spiego subito. E andiamo a realizzare un simpaticissimo disegno per qualche bambino. Allora, sto utilizzando un pennino. Ci sono 2 tecniche di latte art. La prima che ho utilizzato per fare foglie tulipano è una tecnica in free pouring, quindi vuol dire solo ed esclusivamente con l'utilizzo della lattiera, senza usare altri strumenti. La seconda tecnica ho utilizzato per avere una base di questo disegno qua, solo l'utilizzo della lattiera e poi vado a finire di decorarlo con un pennino. E questa tecnica qua si chiama etching, ok? Quindi andiamo a vedere di realizzare un disegnino. C'è qualche bimbo qua che vuole bere un cappuccino? Perché il caffè non fa assolutissimamente male ai bambini. Secondo me possiamo far indovinare, scusa Gaetano, se Di mi cosa intermetto, si sta... possiamo far indovinare di cosa si tratta. Chi indovina vince un pulibar sterile. Andrea. Chi indovina farà un cappuccino con Chiara poi. Sì, assolutamente. Anzi, facciamo una cosa carina. Andrea ride adesso. Gaetano, se sei d'accordo, io poi, una volta che Chiara ha fatto diverse dimostrazioni di latte art, io dal pubblico selezionerei appunto dei baristi e su richiesta voglio un cuore, una foglia, un tulipano, non so, un cuore nel cuore. Sei d'accordo? Lo facciamo dopo. Certo. Do io l'ok perché dobbiamo fare anche una comunicazione di servizio per quanto riguarda l'evento che si sta tenendo dall'altra parte. Eccoci qua. È un simpatico, lo vedete? Un simpatico coniglietto con gli occhiali da sole, visto che siamo al mare e c'è sempre il sole fino a tardi. Allora, scusami Chiara se ti rubo soltanto pochi secondi,
Volevo ricordarvi che presso la sala video è previsto l'incontro dibattito come valorizzare le produzioni enogastronomiche del territorio, dovrebbe essere già cominciato, comunque sta per cominciare. I relatori sono Giovanni Fichera, docente dell'Istituto Alberghiero di Siracusa, Teresa Gasbarro, delegato ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino della provincia di Siracusa, Carmelo Maiorca, giornalista e consigliere nazionale Slow Food, Camillo Privitera, presidente dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier per la Sicilia, e Maurizio Urso, chef e presidente Italcuochi della Sicilia. Ripeto, dovrebbe essere già iniziato, comunque inizierà fra pochi secondi presso la sala video uscendo sulla vostra destra. Va Nel bene. frattempo i ragazzi Sì. che collaborano con me, che sono Gaetano Giudice e Rosario Laterra, che insieme a Marco Sorano hanno una postazione di Flair Bartending proprio vicino la postazione del ristorante. Ho capito, Pizzeri. quindi- Li presento un attimino, sono loro. Certo. Gaetano Giudice, Rosario La Terra. Benissimo, sono pronti nell'altra postazione che fanno esibizioni di... Working Flair, Exhibition Flair. Chi è che vuole venire qualche barista dal pubblico a realizzare qualche disegno? Dai, qualche barista, l'abbiamo detto stamattina, dai. Facciamo qualche fogliolina, vai. Sì, adesso poi Roberto lo prendiamo. Sì, dai, 2 alla volta, andiamo, via. Benissimo, allora, avete assistito alla spiegazione di prima? Più o meno. Metà latte nella lattiera, vai. Facciamo così, adesso io ti aiuto a montare il latte un attimino la prima volta. E poi facciamo qualche disegnino. E metà? 2 dita. Vai, ancora. Vai ancora. Questa è la quantità di latte necessaria, va bene? Vado a montartelo io che se è la prima volta rischiamo. Venite a vedere però. Introduco la lancia, apro il vapore tutto e do tanta aria. Il latte sta girando a vortice. No, ognuno può tenere la lattiera e la lancia come meglio crede. Ci sono poi sicuramente dei sistemi per facilitare l'operazione che però è necessario andare a vedere nei corsi di formazione, perché non è che in 2 minuti si riesca a imparare. Mettete sotto 2 espressi, sgancia il gruppo. Flussiamo sempre il gruppo erogatore perché rimangono nella doccetta dei residui di caffè macinato precedentemente. Schiaccia, fai partire, e 2 tazze perché il nostro gruppo è da 2. No, non è importante. Le tazze, ragazzi, noi possiamo andare a realizzare, controllami intanto l'estrazione quando può andare bene, possiamo andare a utilizzare tutte le tazze che vogliamo, sicuramente con delle tazze con un'ampiezza, un filino, un diametro, un filino più larghe, diciamo che è un filino più semplice andare a realizzare più figure all'interno della tazza, soprattutto all'inizio. Qua siamo a una estrazione, diciamo, abbondante. Vai, prendi in mano la lattiera, prendi in mano la tazza, sei mancino. Allora, girati verso di me, ok. Allora, sicuramente il cliente verrà in questo modo qua, quindi noi, o sei mancino dall'altro lato, però sicuramente dovremo andare a tenere la tazza in maniera tale che la figura riesca a venire davanti al nostro cliente, perché altrimenti ne andiamo a dare un disegno che non è bellissimo. Allora, vai a roteare in senso orario, non sbattere, roteare in senso, t'aiuto, in senso orario, antiorario. Mi tieni adesso il polso molle, però tieni in mano la lattiera perché altrimenti cade tutto. Quindi tieni il polso molle, andiamo a bucare la crema di latte, ci appoggiamo in tazza, veniamo indietro, no, fermo, aiuto, ti alzi
e chiudi, e di fianco possiamo andare a realizzare un cuoricino. Bravissimo. Fagli vedere il disegno che hai fatto, il tuo primo disegno di latte art. Bravissimo. Vai, andiamo a provare con te. Quindi dividiamo ancora il latte in una lattiera un filo più piccola. Prego, prendi in mano pure la tazza. Anche, ah no, tu sei destra. Girati verso di me, che ci facciamo vedere. Fai già qualcosa di latte art? Dai, via! Un cuore, bellissimo, bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Complimenti, bravissimo. Qualche altro ragazzo? Roberto? Dai. Roberto che viene da Reggio Calabria, è Vai. venuto appositamente. Roberto non gli devo far vedere niente, perché Roberto già da solo è molto bravo. Dimmi Roberto se hai bisogno di qualcosa, di latte, sei a posto? Benissimo. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight. Vi ricordo che esistono delle gare, delle competizioni di cui Andrea Antonelli, di cui mio stimo tantissimo, ha vinto per 4 anni di fila i campionati italiani di latte art, quindi il vero campione è lui in questo caso qua. Quest'anno li ho vinti io, ma perché Andrea non ha partecipato, altrimenti molto probabilmente li vinceva ancora lui. Stavo dicendo appunto che esistono delle competizioni che, oltre al divertimento di provare a fare una mini garetta, no? E quindi mettersi in gioco come barista, sono molto utili per riuscire ad avvicinarsi sempre di più e a imparare sempre di più e a conoscere dei professionisti in questo settore qua. Io mi sono avvicinata da pochissimo tempo, al contrario di Andrea che ormai è un veterano di queste gare. È un annetto e mezzo, un paio d'anni che frequento questo circuito qua, questa associazione qua che si chiama ACIB. Infatti con Gaetano molto probabilmente, chi lo sa, il prossimo anno possiamo organizzare una tappa di campionato qua, perché no? Perché anzi siete... Volete il campionato italiano a Siracusa come tappa? Sì, Sì, dai, Aspetta che intanto Roberto... Sì. Com'è il latte, Roby? Medio? Io lo propongo, Gaetano, per l'anno prossimo un campionato italiano, una semifinale del campionato Roberto è italiano molto bravo, a Siracusa. Volentieri. Vediamo se attimino. Vai, organizzare. non preoccuparti. Attenzione, Voilà. Vai Roberto, un tulip a 4. Voilà. Complimenti, bravo Roberto. Bravo. Tenete conto che io ho visto i lavori di Roberto, sono stupendi e gioca anche tanto il fatto che una macchina nuova, un latte nuovo. È vero che quando uno è bravo, però cercate anche di capire che quando non sei a casa tua, a tuo agio, con una macchina diversa, con un latte diverso, del caffè diverso, non è semplice per nessuno. Bravissimo. Dai, andiamo a montare il latte. E questo ormai è stato lì un filino troppo tempo. Allora, metà. Non l'hai mai fatto? Hai mai montato il latte? Ah, ok. Va bene. Ti aiuto che montiamo il latte, così abbiamo una textura, diciamo, discreta. Vedi che io la tengo su un fianco? Intanto qualche altro barista che vuole venire? Sì. Però ti dico, non è obbligatorio, perché ti dico, quando facciamo a volte
Dai, metti su 2 espressi, a volte i corsi noi teniamo... No, ma vai a rifare, non ti preoccupare. La modella è proprio alla fine. Facciamo perdere un po' di tempo. Vai, è pronta la tazza? Vai. Hai già fatto qualcosa di latte art o no? Vai. Allora, prendi in mano la tazza. Non bravissimo. Ruota il latte. Allora, i primi disegni che si vanno a imparare sono la foglia e il cuore, però la foglia per quanto mi riguarda è un filino più facile, ok? Gira la foglia, gira sempre, non sbattere mai il latte, lo giri. Buchi la crema del latte e non disegni niente. Quando decidi di appoggiarti, vieni indietro, ti alzi e la chiudi. Bravissimo. Grazie. Allora Chiara, noi dovremmo fermarci Certo, per qualche assolutissimamente. minuto. Tanto vi ricordo che Chiara Bergonzi andrà molto lontano da qui, andrà a disputare i campionati mondiali di latte art a Seoul in Corea. Ammazza quanto vai lontano. Vado lontano, Complimenti. Mentre il nostro Gaetano si è spostato nella postazione della Federazione Italiana Barman, perché abbiamo da presentare un caffè veramente speciale, vero Gaetano? Sì, un caffè shakerato, decorato e gustato anche con una ciliegina di mozzarella dell'azienda, te lo faccio dire a te. Occhi pinti. Mario sta raffreddando i bicchieri dentro le flute. Dico bene, Mario? Perfetto. Quindi preparazione preliminare è raffreddare il bicchiere. Successivamente ghiaccio bello cristallino. Eccoli pronti, caffè lunghi. Adesso sta raffreddando anche lo shaker. Zucchero semolato. Perfetto. Il caffè è già pronto. Andiamo a versare direttamente nel Boston. 2 caffè espressi. Perfetto. Con lo strainer scoliamo l'acqua del ghiaccio che già si è sciolto. Andiamo a coprire direttamente il Boston. Shakerata. Vai. Perfetto. Vuotiamo i bicchieri raffreddati precedentemente. Andiamo a servire il caffè utilizzando lo strainer. Perfetto. Caffè. Mentre dico a Leonardo di avvicinarsi piano piano lateralmente e di portare un caffè shakerato alla postazione dell'azienda dei formaggi, Occhi Pinti. Ecco il momento della mozzarellina. L'immersione della ciliegina di mozzarella dell'azienda Occhi Pinti. Penso che sia un ottimo binomio, caffè e ciliegina di mozzarella. Grandioso, Pronti? Un applauso
per la Federazione Italiana Barman, caffè shakerato con ciliegina di mozzarellina. Complimenti veramente. E adesso, mentre offriamo questo caffè shakerato, signor Occhi Pinti, ci spostiamo nella postazione di Planet One, perché adesso ci sarà un'esibizione di flare bartending. Adesso attenti, perché qua veramente è un momento di spettacolo non indifferente. Sì, a Giorgio vediamo un attimino che cosa ci prepara, cosa avete dedicato in questo momento. Niente, praticamente faremo semplicemente vedere come preparare un drink con l'utilizzo del flare. Il flare è semplicemente fare con abilità, quindi diciamo esaltare un po' quello che è il nostro lavoro e attirare l'attenzione del cliente verso di noi. Chiaramente l'obiettivo principale è sempre quello di fare un buon drink, quindi non vale solo lanciare in aria, non siamo dei giocolieri ma siamo dei bartender, quindi la prima priorità è sempre fare un buon drink. Quindi adesso vi facciamo vedere direttamente un drink. Ok, vai. Quindi la preparazione la fai te direttamente. Perfetto, vai. Un po' di musica, Mario? Perfetto, era in arrivo. When the world starts to get you down and nothing seems to go your way, and the noise of the maddening crowd makes you feel like you're going to go insane. There's a glow of a distant light calling you to come outside, to feel the wind in your face and your skin, and it's here I begin my story. Turn up the radio, turn up the radio. Don't ask me where I wanna go. We gotta turn up the radio. It was time that I opened my eyes. I'm leaving the past behind. Nothing's ever what it seems, including this time and this crazy dream. I'm stuck like a moth to a flame. I'm so tired of playing this game. I don't know how I got to this day. Let me out of my cage, 'cause I'm dying. Turn up the radio. Turn up the radio. Applauso, complimenti Giorgio, bravissimo, bravissimo. Vuoi dire riferimento al cocktail o qualcos'altro? Niente, questo è semplicemente un nuclear kamikaze fatto con vodka, blue curacao e del sour. Niente, vi ricordo, nonostante c'è stata l'incertezza e mi è caduta una bottiglia, comunque il drink è risultato sempre con le dosi giuste, quindi la priorità è sempre il drink. Perfetto. Quindi per qualsiasi altra informazione possiamo sempre ricordare le postazioni sia qui che quelle esterne per i corsi che organizzate durante l'anno. Va bene, allora adesso invece intanto ringraziamo ancora una volta i nostri amici di Planet One e adesso faremo un giro. Passo per le varie postazioni, abbiamo direttamente referenti qua dell'Associazione Italiana Barman con la loro postazione che organizzano dei corsi, se non sbaglio, giusto? Come ti chiami? Antonio, sono di Catania. Questa è un'associazione italiana di barman, presente sul territorio italiano da 63 anni. Unica associazione di barman riconosciuta con decreto ministeriale dallo Stato italiano. Ci occupiamo principalmente di formazione con dei corsi base, avanzate, mescita e miscelazione e quant'altro riguarda il bartending e la sua evoluzione in genere. Quindi a 360 gradi organizzate i corsi sia a livello base e di informazione anche a livello di bartending? Esattamente, come ha capito. Poi per il resto la funzione, in quanto proprio la parola
All'interno dell'associazione vengono organizzati anche dei concorsi a carattere regionale, nazionale, perché ricordiamo che l'AIBES è membro fondatore dell'IBA, ovvero l'International Bartending Association. I drink che impariamo già dalle scuole alberghiere, i cocktail internazionali, ecco, quelli vengono sfornati propriamente dall'AIBES e da tutte le associazioni riconosciute per ogni Stato. Perfetto, ok, ringraziamo allora l'AIBES della sezione di Catania. Sì, perfetto, va bene, buon lavoro. La prossima postazione abbiamo la pasticceria Brancato. Passo la parola un attimino a Carmelo Brancato, diciamo il portavoce dell'azienda. Salve, oggi vi volevo presentare un dolce bicchiere che non so se già avete assaggiato i bicchieri che abbiamo fatto girare durante la giornata. Sono stati penso i ragazzi già che hanno fatto girare i bicchieri. Perfetto, ed è un classico tiramisù magari rivisitato con della ricotta del nostro territorio e abbinata al caffè, che secondo me ha un gusto abbastanza particolare. Perfetto, quindi un giusto abbinamento, un accostamento perfetto. Il procedimento per la preparazione? Lo faccio vedere, tanto è velocissimo. Perfetto, vediamo un attimino l'assemblaggio diciamo, degli ingredienti. Max, hai qualcosa da dire? No, appunto richiamavo l'attenzione delle telecamere per poter seguire sul maxi schermo la preparazione e vi ricordo che l'intera manifestazione è trasmessa sul canale tematico in streaming Mangiare Bene e non solo. Ecco, siamo pronti allora potete anche guardare il maxi schermo se volete. Quindi stiamo vedendo un attimino l'assemblaggio. Ha messo prima la ricotta e adesso? Adesso mettiamo dei savoiardi bagnati al caffè, inzuppati al caffè. Perfetto. Quindi primo strato, secondo strato. Max, si vede dallo schermo? Certo, certo. Benissimo, quindi anche da casa ci vedono. Si vede benissimo, l'importante è che tu non impalli la telecamera. No, no, io sto fermo. C'è Fabio, il tecnico nostro, ogni tanto mi fa degli sguardi un po' particolari. Quindi giro di panna, no, ricotta. Adesso invece di? Questa qui è della panna montata al caffè. Panna montata al caffè. So when we found we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. Benissimo, complimenti, un applauso. Ottima presentazione, sicuramente nei bicchierini che sono stati preparati prima è lo stesso ingrediente, giusto, che avete preparato, ottima scelta. Passiamo adesso all'Accademia Nazionale Talcuochi. Lei è stata anche una mia ex alunna, è cresciuta sì, professionalmente, la seguo io da lontano. Dimmi ultimamente dove sei stata a lavorare e con chi? Sempre con Maurizio Urso, ma da Vissani, sì. Siamo ad Altamura, vicino in provincia di Bari, siamo stati lì con Vissani, facciamo parte del team di Vissani siciliano, sì. Chi è Vissani? Gianfranco Vissani è un personaggio. È un guru praticamente, è un guru. È quello che vedete in TV praticamente, il cuoco nazionale, il cuoco italiano, sì. È Così come si vede in televisione è così pure. Benissimo, ci presenti sul vostro banco cosa avete preparato e cosa c'è sul vostro banco, cosa fate? Allora, praticamente il nostro chef, quindi Maurizio Urso, si è divertito ieri a fare queste sculture vegetali. Come vedete c'è una paperella che beve da questa tazza Moac, quindi il caffè, da questa tazzina, e beve questo caffè. Da questa parte invece con dei peperoni, con delle zucchine, delle carote, dei porri, ci siamo divertiti a fare altre sculture vegetali, quindi dei fiori, e ve le presentiamo. Ancora, a parte questo, abbiamo fatto un caffè salato, fatto praticamente con una vera e propria zuppa di fagioli. Con la zuppa di fagioli abbiamo fatto la base
e con le verdure all'interno della zuppa facciamo un'altra mousse. Il tutto con un ristretto di caffè al peperoncino. Sì, un ristretto di caffè al peperoncino, un grissino salato con semi di finocchio e polvere di caffè. E questo è tutto. Beh, complimenti, Sì, complimenti ancora. Ma sono tutte cose che magari nel pomeriggio potremo anche Sicuramente assaggiare. ci sarà la possibilità di poterli degustare in qualche... Loro lavorano attualmente in quale ristorante? Dove siete in giro? Noi siamo sia a Vite Vitello, Siracusa, che al ristorante Torre d'Oriente a Modica. E poi sempre con Vissani in giro per il mondo, sì, un po' a Roma, un po' a Senigallia, siamo un po' in giro comunque. Però di base Torre d'Oriente, ristorante Modica, e Vite Vitello, ristorante Nortigia, qui a Siracusa. Bene, Quindi allora di conseguenza grazie questi mille. prodotti li possiamo trovare lì. Max, volevi dire qualcosa? No, volevo ancora una volta ringraziare i nostri amici. Possiamo passare al prossimo dei nostri ospiti qui a Coffee Show Latte Art 2012. Di cosa si tratta, Gaetano? Sì, abbiamo un'altra postazione, dolci di Agata. A te la parola, ci siamo conosciuti ultimamente. Descrivici un attimino la tua azienda, che cosa organizzi e cosa ci hai preparato di bello. Buongiorno, come vedrete qui ci sono tutte queste torte decorate sia a tema sia per i bambini, per le wedding con le mini cake, tutto fatto artigianale e soprattutto la cosa che mi chiedevano in tanti, tutto commestibile, cioè si mangia dallo sposino, la rosa, qualsiasi cosa. Ci devi preparare qualcosa adesso? C'era da completare una preparazione oppure... Questa bella tazza di caffè la possiamo finire di decorare. Vediamo, nel frattempo ci descrive un attimino le fasi della preparazione. Sì. Va bene. Tutta la torta è una mud cake, quindi per gli innamorati del cioccolato andrà benissimo, ed è ricoperta con la ganache. Poi c'è la pasta di zucchero con cui viene decorata e con cui vengono fatti dei fiorellini a mo' di decorazione. Facciamo un po' il cordoncino sotto e lo attacchiamo. Sono bellissime torte molto particolari. Adesso c'è l'applicazione Del cordoncino in basso come rifinitura. Poi si possono fare cupcake, confettini e quant'altro, tutto abbinato. Perfetto. Organizzi dei corsi, suppongo, durante l'anno? Sì, organizzo dei corsi di vari livelli, quindi sia a Catania che da oggi anche a Siracusa, questa bellissima città. Spero di avervi fra le mie corsiste. Perfetto, prendono riferimento, gliel'ho detto, ecco, volevo ricordare anche per le altre postazioni che per chi è interessato a dei corsi c'è il modello della scheda da compilare e mettere dentro l'urna in maniera tale che sarete sempre contattati per eventuali corsi di aggiornamento e via dicendo. Per avere Grazie, allora era la postazione I Dolci di Agata. Andiamo avanti, Gaetano. Simone Iacono, referente dell'Associazione Italiana Sommelier. Prossimo evento che organizzate, cosa fate su Siracusa e qualcosa da dire in postazione? Salve, innanzitutto vi ringrazio per la possibilità che ci avete dato di rappresentare l'Associazione Italiana Sommelier in questa manifestazione. L'Associazione Italiana Sommelier organizza innanzitutto dei corsi professionali per la qualifica di sommelier. Il percorso, il programma è suddiviso su 3 livelli, permette ai corsisti di approfondire la propria conoscenza nel mondo del vino, perché ricordiamo innanzitutto una cosa: il vino parte dall'uva, dalla vigna alla tavola c'è tutta una storia. Questa storia il sommelier può raccontarvela. Senza dubbio diciamo, il sommelier è uno dei principali fautori della cultura enologica sulla tavola, quindi vi permette di guidarvi nella degustazione, vi permette di aiutarvi nell'abbinamento del cibo col vino, le giuste
i giusti sapori, i giusti abbinamenti, è tutto un mondo da scoprire. Naturalmente i nostri sommelier fanno dei servizi durante manifestazioni, facciamo dei banchi di assaggio, organizziamo delle degustazioni guidate in base a diversi temi e diverse aspettative. Mi presento i miei collaboratori, senza dubbio sono Pietro Giordanella, che sommelier da tempo innato, diciamo, con me, siamo cresciuti in questo mondo grazie al nostro mentore che è qua in giro, il professore Tubolino, del quale ringraziamo come maestro di vita in tutte cose e che ci ha avviato in questa professione. Ringrazio anche Luana Carnevale, la nostra ragazza, che è una neocorsista, ha iniziato da poco nel nostro mondo col primo livello, adesso il secondo e proseguiremo poi col terzo livello. Per qualunque informazione, per qualunque delucidazione potete tranquillamente chiedere a noi per i prossimi corsi che organizzeremo. Inizieremo con un primo livello a breve, a gennaio sicuramente, continueremo con un terzo livello e il secondo in seguito al primo. Grazie. Grazie a voi, grazie per aver partecipato. Noi andiamo avanti. Prossima postazione. Sì, perfetto. Abbiamo la postazione adesso dell'ONAV. Perfetto. Abbiamo come referente. Salve, io mi chiamo Guido Zirone e sono un consigliere della delegazione provinciale ONAV di Siracusa. Cosa posso dire? Noi facciamo dei corsi annuali per l'avvio alla figura dell'assaggiatore. Il prossimo corso inizierà il 23 di ottobre, quindi è imminente. Qui al desk potete trovare sia la domanda per partecipare al corso, oppure semplicemente se volete lasciare i vostri dati sarete inseriti nella nostra mail list per comunicazioni, per appuntamenti o quant'altro organizziamo nella provincia. Perfetto, quindi così lasciando la scheda compilata possono avere, diciamo, nella mail list con tutte le informazioni dei programmi che organizzate. Grazie anche a voi. Passiamo, abbiamo ancora una postazione da presentare. Sì, abbiamo la postazione dell'azienda agricola Giuseppe Occhivinti. Abbiamo l'azienda nell'altopiano ragusano, cerchiamo di puntare sulla qualità. Il nostro prodotto tipico è il ragusano DOP. Adesso ci stiamo orientando sul freschissimo, che sono la mozzarella